Con Roberto Crudeli al termine della sconfitta qua a Grosseto è arrivato un risultato di 5-1, cos'è che non è andata questa sera? Beh, secondo me è solamente l'atteggiamento che abbiamo avuto inizialmente molto buono, abbiamo avuto subito delle belle occasioni noi per mettere la palla dentro, per fare gol. È una cosa che ci sta capitando da tutto l'anno, però ci stiamo lavorando come sempre. E poi dopo nel momento in cui abbiamo preso 2 gol su tiri, quindi non 2 gol costruiti, non 2 gol dove eravamo in difficoltà, ma 2 gol sui tiri, su deviazioni, quindi ci hanno messo lì in quel momento lì così, abbiamo smesso di credere nella partita, di avere un atteggiamento come deve avere una squadra che ritengo possa avere quando è allenata in un certo modo, e da lì abbiamo smesso di avere l'atteggiamento giusto e ci siamo un po' disuniti. Dopo sul 3-1 abbiamo cercato di rientrare in partita, ci siamo parlati bene nello spogliatoio, ci eravamo riusciti col gioco e con le situazioni, e poi dopo si prende un gol. Sono situazioni veramente quasi incomprensibili, e quindi ne parleremo bene, le chiariremo bene, ma sono cose che è un po' che ci diciamo che dobbiamo cambiarle, ma per adesso rimangono ancora un problema. Sì, abbiamo visto molto contrariato in alcune fasi con i suoi giocatori. Questa sera, insomma, diciamo così, sono mancate anche alcune trame, alcuni passaggi, un po' di concentrazione. Sì, sì, è quello che ho detto. Non è mancato, è mancato proprio del tutto. Abbiamo fatto 6-7 minuti in un tempo e 6-7 minuti nell'altro. Poi come abbiamo preso un gol abbiamo smesso di fare tutto, e poi pochissima attenzione sulle ripartenze, pochissima attenzione sui passaggi, le precisioni, le uscite. Non c'è stato un momento, anche nei time out richiamato alcune situazioni, dove quando ripartivamo dovevamo comunque avere la tranquillità di guardare, che avevamo tutto il tempo di farlo. Nonostante questo abbiamo continuato a mandare palline dove capitava, ai contropiedi dove la gente era sola completamente, invece si dava subito la palla senza neanche guardare dove era posizionata, quindi tutti errori stupidi, la parola più semplice è stupidi. E quindi non mi è piaciuto quello, perché poi, ripeto, le partite si possono perdere, però ecco, vanno perse per merito degli avversari. Questo non vuol dire che non ha merito il Grosseto, ha pienamente merito, però con più merito, nel senso dobbiamo andare più in difficoltà per quello che creano, non creare noi tutto quello che succede. Noi qui abbiamo creato tutto noi, e quindi questo dispiace, perché abbiamo fatto veramente noi tutto il danno. In contemporanea giocavano altre due, diciamo così, dirette avversarie. Diciamo, se c'è un lato positivo della purtroppo serata storta è che anche dietro faticano a far punti, quindi restate con un punto di vantaggio sul Novara, e quindi fondamentalmente non si è mosso niente dietro. Sì, però questa poteva essere una situazione dove dovevamo portare a casa almeno un risultato positivo, come era nelle nostre idee, perché comunque in casa col Grosseto avevamo dominato la partita. È chiaro che questo è un campo piccolo, diverso, quindi sapevamo le difficoltà, ci siamo allenati anche per queste cose, però speravamo di portare a casa un risultato positivo e allungare di qualcosa sulle avversarie. Così non è stato, questo cioè non è niente di positivo, ecco. Io stasera vedo solo cose negative per quello che è successo in pista, per l'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi e per le risposte che ho avuto poi dentro lo spogliatoio, quindi non mi è piaciuto niente stasera, sinceramente. Speriamo nella pausa, insomma, diciamo così, che riparta al meglio il Forte dei Marmi. Noi ringraziamo Roberto Crudeli, grazie mille. No, no, grazie a voi.